Avvocato Marco Lombardo, referente di Libera per Padova. Ecco, proprio a Padova il 21 marzo saranno ricordate le vittime della mafia e la scelta di questa città ha un significato anche politico, tra virgolette. Sì, e noi abbiamo deciso di organizzare nel nord-est e poi a Padova in particolare la prossima giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il 21 di marzo. Proprio partendo dai risultati di un'analisi statistica che abbiamo realizzato tra fine 2016 e inizio 2017, dove abbiamo sottoposto cittadini di tutta Italia a domande sulla percezione del fenomeno mafioso nel loro territorio. I dati che abbiamo ricevuto, che abbiamo analizzato, ci hanno mostrato come non ci sia una consapevolezza concreta e a fuoco della cittadinanza rispetto al fenomeno mafie al di fuori delle regioni dove le mafie sono a prevalenza tradizionale, ma soprattutto in Veneto c'è una sottovalutazione e una non conoscenza delle problematiche relative alla criminalità organizzata, e quindi abbiamo deciso di svolgere nel nord-est e a Padova questa iniziativa, queste commemorazioni, proprio per portare questo tema all'attenzione dell'opinione pubblica. Per il mondo politico in genere, senza generalizzare, il 21 marzo sarà una passerella o forse l'occasione per riflettere su alcune manchevolezze? Noi vogliamo che sia uno stimolo, perché il 21 marzo è la giornata della memoria e dell'impegno. Affinché ci possa essere impegno c'è bisogno che ci sia conoscenza, consapevolezza del fenomeno, e che poi tutto questo riesca a creare quella spinta e che produca degli anticorpi reali e concreti che mettano le amministrazioni e la cittadinanza sull'attenti e capaci di affrontare, gestire e sconfiggere il fenomeno criminalità organizzata nel nostro territorio. Perché secondo voi in Veneto le mafie sono così largamente sottovalutate? Perché non c'è consapevolezza reale di cosa sia il fenomeno mafioso, sia in Italia soprattutto nel nord del nostro paese. Le mafie sono presenti da decenni ormai, con modalità che però sono diverse rispetto alle realtà, alle regioni con prevalenza tradizionale delle mafie, tipo la Sicilia, la Calabria, la Campania. Sono presenti nei nostri territori, in principalità, nei tessuti economici, fanno impresa, gestiscono alcuni settori importanti dell'economia e lo fanno tramite società e imprenditori che sono del territorio, quindi non ci sono esponenti della criminalità organizzata che si spostano e creano impresa da zero, ma in molti casi fanno degli accordi illegali, degli accordi illeciti con imprenditori del territorio, utilizzando il loro nome, utilizzando il loro know-how e la loro conoscibilità e conoscenza nel territorio per portare avanti i loro interessi, che sono sostanzialmente fare profitto ed avere potere da poter esercitare nei vari consessi. Queste dinamiche, che sono molto particolari, non sono conosciute nel nostro territorio, seppur i dati ci siano e sono fruibili anche da sentenze passate in giudicato che hanno anche la magistratura ha riconosciuto come mafiose realtà autoctone, quindi non solo la mafia del Brenta ma anche l'associazione criminale Aspide, che si è costituita a Padova in Veneto e come un'associazione mafiosa ha operato in un determinato settore economico.